tantissime persone in Viale delle Fosse a Bassano del Grappa per salutare con tantissimo entusiasmo il vincitore di questa 20ª tappa del 107° Giro d'Italia, Tadej Pogačar. Insomma, questo 26enne sloveno, che è stata davvero una rivelazione, un super favorito, un fuoriclasse, è stato detto davvero tutto di questo giovane campione che ha già vinto praticamente il Giro d'Italia. Si diceva tantissima emozione, tantissime le persone che hanno seguito questo lungo Giro d'Italia, questi 184 chilometri di questa 20ª tappa del Giro d'Italia. Insomma, sono partiti dal Pago questa mattina, sono arrivati a Bassano del Grappa in questo tripudio di emozione e di grande gioia per questo sport sempre unico. E adesso allora vi lasciamo alla grande festa della premiazione. Tadej Pogačar! Difende i colori della White in Emirates, Tadej Pogačar!